buonasera Mago, ben ritrovato. Signora, probabilmente il pediatra che ha detto svezzare, non spezzare. I butelletti di mia sono tratteggiato come i cracker. Ma Ma che consulenza Non sta lo so, facendo? signora, se la sua bambina da grande diventerà un influencer. Non lo posso sapere, dai. Ma le No, chiedono anche l'influencer, questo. addirittura. Ha già scritto il pronostico? 40 cos'è? Risultato, eventuali Marcatori. eventuali espulsi, eventuale parolacce di Orban. Ah no, Orban non Sì? Permettetemi di rivolgere un caro saluto a un mio quasi compaesano, sì. il signor Visto chi abbiamo qui con Mauro noi. Gibellini da Portogruaro. Ha sentito Kerr? Ha sentito Mauro? Sì, per la precisione Villanova di Fossalta di Portogruaro. Come vedi questo cambio ulteriore di società? Io ho la percezione personale che alla fine dei conti, dietro le quinte, la presenza di quella banca c'è. Che ricordiamolo, è la cassa rurale di Portogruaro. No, non No, credo, non è credo la fosse quella. Questo era un gol con la Lazio. Questo qua è Playboy, cos'è? No, è della rivista quella giallo-blu, quella... San Siro diventa il primo stadio in cui esiste un Dotato- cardiotelefono. Esatto. Cioè collegano l'ospedale di cardiologia con un telefono che mettevano sul petto delle persone che si sentivano male, ma hanno salvato della gente. Sì. Un'altra invenzione attuale è il Siraca telefono. E cioè il telefono che va direttamente alla società. Non so se a L'avrebbe Zanzi fatto magari sicuramente. piacerebbe, però potrebbe essere il Siraca telefono, non è male. Abbiamo qui la previsione. Dulcis in fundo. Dolce col fondo. Ecco qua. Sostraco. Oh là, quello sì, È quello sì. quello che tutti da casa hanno pensato dopo aver visto il risultato. Anche se semplicemente collegandosi così a dire, vediamo se ha fatto il Verona. Sì, che schifo veramente. Sostraco. Ecco. Novità, Sì? dalla prossima puntata ci saranno anche dei funambuli del circo perché per andare avanti faremo i salti mortali.